Le rappresentanze Mani nelle mani in segno di pace, uniti sull'altare del folklore, celebrato ieri davanti al Tempio della Concordia. Parte da Agrigento un forte, emblematico, suggestivo messaggio di fratellanza tra due popoli storicamente in conflitto, Palestina e Israele. Il Mantolo in Fiore, edizione 2017, ha sancito così questo ideale abbraccio, incoronando ex aequo proprio i due gruppi provenienti dal Medio Oriente. I vincitori senza vincitori, ma vincitori tutti, quest'anno è la Palestina e Israele. Grazie. Palestina e Israele. I due gruppi di Palestina e Israele hanno portato a casa anche il premio Recapriata istituito dalla sede provinciale della Sostampa. E nel cielo di Agrigento, per solennizzare questo momento, si sono alzate in volo le colombe bianche, un corollario molto apprezzato dal numeroso pubblico che, approfittando della bella giornata, ha partecipato divertendosi all'evento conclusivo del Mandorlo in Fiore. La gente durante lo spettacolo ha partecipato anche attivamente interagendo con i conduttori, come in questa circostanza quando sul palco ha guadagnato la scena il folklore Media Agrigento. Grazie, prego, Salvo, prego. Grazie. Volevamo fare un trallallà tutti insieme, che tutti lo sanno fare, alziamo le mani tutto il pubblico, il trallallà più bello del mondo, forza, tutti col maestro Finistrella, il grande Nene Sciortino. Facciamolo tutti, che porta Grazie alla televisione degli amici. Ma l'edizione 2017 della Kermesse va in archivio con una polemica scoppiata subito dopo la premiazione. A scatenarla la targhetta collocata sul Tempio d'Oro risultata sbagliata. C'è scritto infatti 72esimo Festival Internazionale del Folklore 2017, mentre quello appena conclusosi ieri è stato il numero 62. Della realizzazione del Tempio d'Oro si è occupato il Comune di Agrigento. La targhetta, subito precisato stamani il sindaco Firetto, verrà fatta sostituire. Il Tempio d'Oro non viene realizzato in maniera seriale, ha aggiunto. C'è un artigiano orafo, non agrigentino, che se ne occupa e che ha un calco registrato. Già oggi verrà fatto il secondo Tempio d'Oro, essendoci stato un ex aequo tra Palestina e Israele, e dunque verrà tolta la targhetta sbagliata, ha assicurato ancora Firetto. C'è anche l'intervento del direttore dell'ente parco archeologico. Il Tempio d'Oro è arrivato, ha spiegato Parello, ad Agrigento già impacchettato, è stato tirato via dalla scatola, ammesso solo al momento della premiazione, cioè quando è stato poggiato sul tavolo del palco. La polemica intanto è in furia su Facebook, in tanti parlano di malafigura mondiale.